Dai 30, 31, 32 settori dei quali è composto il vecchio piano, siamo passati a 16 con l'adozione di ieri, poi con la successiva mi auguro approvazione, passeremo a 16 unità minime di gestione, così le abbiamo definite, che sono il frutto dell'accorpamento degli attuali settori in una dimensione più ampia di questa unità minima di gestione che sia in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Abbiamo fatto questi accorpamenti che abbiamo definito orizzontali, aggregando più concessioni, e anche verticali, aggregando tutto quello che sta nel mezzo, ovvero chioschi, natanti, centri verici all'interno dell'unità minima di gestione, in modo tale da renderla efficace ed efficiente ai fini di quelle che saranno le prossime istanze, il prossimo rilascio delle concessioni, ma soprattutto la capacità di rispondere alle esigenze del turista di oggi per i prossimi 20 anni. Ci sarà la possibilità di implementare servizi, di sfruttare al massimo la superficie concessionata, ci sarà la possibilità di far sviluppare, di far crescere quelli che sono gli attuali chioschi bar, che sono un'offerta integrante del prodotto balneare che offriamo come località, la possibilità di ampliare la loro superficie, i loro spazi di vendita, il loro spazio di preparazione di cibi e bevande, con addirittura lo sfruttamento possibile della superficie tetto come ulteriore zona aggiuntiva per il posizionamento di tavolini o zona ombra. Rispetto al piano vecchio, che era molto rigido, quasi come fosse un piano di lottizzazione, questo è un piano che dà opportunità, come dicevo, e dà sviluppo. I vantaggi sono quelli di creare dei soggetti innanzitutto in grado di rispondere alle logiche di mercato che oggi sono alle porte, anzi sono già presenti, e che in qualche modo strizzano l'occhio a quella che è la normativa europea cosiddetta Bolkestein, che ci impone di andare al rilascio di nuovi titoli concessori per tramite di evidenza pubblica e quindi tramite gara.